Buongiorno Notizia. 8:53, la seconda parte della nostra rassegna stampa con la Sicilia Web. A Catania, dottoressa minacciata in ospedale, io la sua faccia non me la dimentico, è il titolo virgolettato. Sarebbe stata minacciata da un parente di un giovane subito dopo averlo dimesso davanti ad un agente della polizia che sarebbe rimasto seduto su uno sgabello mentre due vigilantes intervenivano. È quanto denunciato ai carabinieri di Catania da una dottoressa in servizio nel pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, lo stesso dove l'1 gennaio scorso un suo collega è stato vittima di un raid punitivo. Nell'esposto la dottoressa segnala che non adirà le vie legali né vuole che l'uomo venga perseguito, ma di avere fatto una segnalazione. La denuncia, assieme ad una lettera di accompagnamento, è stata inviata dal legale della donna, l'avvocato Goffredo D'Antona, al questore di Catania. Tutto sarebbe avvenuto davanti a un operatore di polizia, scrive il penalista, il quale non interveniva, non procedeva nemmeno all'identificazione dell'autore della gravissima condotta intimidatoria, anzi sembrerebbe che per tutta la durata dell'aggressione rimaneva seduto su uno sgabello, limitandosi ad affermare dopo che avrebbe potuto sporgere formale querela.